nostro vicino, sentendo l'allarme, dalla terrazza sovrastante il bar ha iniziato a tirare giù i vasi di fiori, colpendo la macchina, tentando di colpire uno dei ladri, ma si sono dati alla fuga. Residenti 1, banditi 0. Da febbraio è il quarto tentativo di assalto allo Smile Caffè di Pero, di Breda, di Piave, dove giri di parole a parte, è rimasto ben poco da sorridere. Sono le 2:20 della notte scorsa quando i banditi prendono di mira il locale che si trova all'incrocio tra via Einaudi e via De Gasperi. Con un piede di porco stracciano la porta d'ingresso, deformando la struttura, spaccando un vetro blindato e provocando migliaia di euro di danni. Una volta all'interno il gas nebbiogeno fa il resto, i locali vengono saturati riducendo la visibilità, ma è quello che avviene fuori che costringe i banditi ad andarsene a mani vuote. Un residente afferra alcuni vasi di fiori, li scaglia prima contro la vettura, poi mira uno dei 2 banditi che non esitano un istante a reagire. Si sono aiutati con un estintore, coprendosi della nube di polvere, sono riusciti a scappare, quindi non permettere a prendere il numero di targa. Una vera e propria scena di guerriglia. Sì, a son di vasi di fiori e estintori. La piazza viene invasa di polvere antincendio, i banditi oscurano la targa della loro auto, poi mirano all'insegna per coprirla e guadagnarsi così, nel buio, la fuga. Erano invece riusciti ad andare a segno i cugini Ametovic, 2 specialisti, secondo i carabinieri che li hanno arrestati, dei furti di materie plastiche. Furto aggravato in concorso e di ricettazione. Nella particolare circostanza i soggetti si erano resi responsabili di una serie di furti che erano stati perpetrati sia nella provincia di Treviso, in particolar modo a Vedelago, sia a Trissino in provincia di Vicenza.